sono tutte partite importanti, comunque veniamo da una buona gara e dobbiamo cercare di confermarci anche domani. Andiamo ad affrontare una partita difficile, quindi è importante cercare di fare il risultato. Marcolini ha detto che vi ha visto 2 volte col Fano e anche con la Reggiana lunedì. Lei quante volte ha visionato il Sant'Arcangelo? Ma di persona non l'ho visto perché non ho avuto l'occasione, però chiaramente lo conosciamo, insomma è una squadra che sta facendo bene, è una squadra che in casa ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre perché non ha mai perso, giocano sull'entusiasmo e quindi dobbiamo andare a controbattere colpo su colpo sotto questo aspetto. Sarà una partita difficile, una battaglia, dobbiamo andare con la mentalità giusta per interpretare questa gara. Ecco come si deve scendere in campo, che atteggiamento ci vuole. Ma l'atteggiamento comunque è quello che ci aspettiamo tutti, è quello di andare diciamo, sull'onda della gara con la Reggiana, dove abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto qualche errore, abbiamo fatto delle buone giocate, però l'atteggiamento sicuramente era diverso rispetto alla gara precedente e dobbiamo confermare soprattutto questo, questa è la cosa che conta perché con la Reggiana magari tante volte diventa più facile tra virgolette preparare la gara perché sai che vai ad affrontare una squadra che sulla carta è una di quelle più blasonate e più titolate per vincere il campionato, ma il Sant'Arcangelo sta dimostrando di non essere da meno in questo momento, quindi dobbiamo affrontarlo come fosse e come è una squadra forte. Come sta il Padova? Qualche defezione, purtroppo. Ma stiamo bene sotto l'aspetto del lavoro, della condizione. Abbiamo le solite due defezioni, si è aggiunto Nicola Madonna che ha un risentimento, però visto che la gara è stata giocata solo lunedì, è difficile andare a pronosticare un recupero per domani perché sarebbe un po' troppo rischioso, però non è ancora certa la cosa. Aspettiamo un attimo, però è un po' complicato. Ecco, al riguardo Bognotti è un po' l'alter ego di Madonna, pensi a lui oppure può essere, non so, l'adattamento di qualcun altro lì a destra? Sì, Bognotti può fare il terzino, può fare l'esterno, potrebbe fare anche Fantacci con caratteristiche diverse, ma al di là dell'elemento che andremo, se non ce la farà Nicola, a sostituire, l'importante è l'atteggiamento, l'ho già detto tante volte dall'inizio che lo dico, tutti hanno l'opportunità di giocare perché la rosa non è che è ampissima, sono tutti giocatori che comunque abbiamo la massima fiducia e devono poi quando sono chiamati in causa dimostrarlo. Dicevi, Scusa, Alfagemi invece che abbiamo visto oggi si è allenato un po' con la squadra, un po' da solo. No, Alfageme sta bene, nel senso che oggi non ha fatto la partitina perché era ancora un attimino affaticato, ma non ha nessun tipo di problema, quindi al momento è disponibile. dopo la gara di lunedì sera dicevi vittoria importantissima anche se tutti i problemi non sono stati risolti, è chiaro però che dare continuità domani sarebbe un segnale molto Sì, la importante. continuità è quella che comunque ricercano un po' tutte le squadre, la continuità tante volte si dice la continuità di risultati, bisogna vedere anche come maturano i risultati, è chiaro che dare continuità è, ripeto, un obiettivo che non ha solo il Padova, ha tutte le altre squadre, però in questo momento veniamo da, ripeto, una buona gara e quindi dobbiamo cercare di confermare quanto di buono fatto e cercare sempre comunque di migliorare le situazioni dove non siamo stati bravi. Ecco, che cosa ti aspetti in più rispetto alla partita di lunedì dalla tua squadra? No, mi aspetto che è una partita diversa secondo me rispetto a quello con la Reggiana, sarà una partita un po' meno tecnica, un po' più di corsa, di aggressività e di recupero palla. Questo mi aspetto una gara non tipo quella con la Reggiana è venuta, ha giocato con
con le sue caratteristiche, il Sant'Arcangelo ne ha altre e noi dobbiamo controbattere soprattutto con le nostre caratteristiche, ma anche sapendo che tutte le squadre non giocano allo stesso modo, quindi abbiamo lavorato anche per andare a cercare di affrontare il Sant'Arcangelo conoscendo i pregi e i difetti di queste squadre. Loro tra l'altro cosa fanno? Il 3-5-2 anche loro dovrebbero fare, quindi in questi casi, no, quando si dice che si gioca a specchio è molto importante anche, non so, i duelli individuali, il fatto di arrivare prima sulla palla, il fatto di avere uno spunto in più. Sì, ma al di là di quando si gioca a specchio, i duelli individuali sono, se ne vinci su 11, ne vinci, hai la maggioranza nei confronti, la maggior parte delle volte vinci la partita, quindi è normale che magari i riferimenti potrebbero essere gli stessi, però anche se non giochi a specchio, bene o male, le posizioni poi dove vai ad avere la superiorità numerica lo sceglie la squadra, l'allenatore. È normale che in fase di possesso poi ognuno fa le sue scelte, può decidere di avere la superiorità numerica davanti, dietro, in mezzo, insomma quello è un altro tipo di situazione, però i duelli individuali sono molto importanti sotto tutti gli aspetti tecnici, tattici, ma anche e soprattutto caratteriali.